Furbo rapina in casa, 87enne di Torre di Mosto aggredito e pestato da due uomini che erano riusciti ad entrare in casa con una scusa. I banditi fuggiti con appena 100 euro, la rabbia dei familiari. La comunità di Torre di Mosto sotto shock e paura, soprattutto per gli anziani. Le raccomandazioni del comune: attenti agli sconosciuti che bussano alla vostra porta. Presentate a Padova le liste dei candidati PD a Camera e Senato. Da Venezia il capogruppo in Consiglio Comunale Ferrazzi e il sottosegretario uscente Baretta. Serve il rispetto della persona, il commento del Patriarca di Venezia sulle elezioni politiche dopo l'assemblea della CEE in cui il Presidente ha parlato di sobrietà. A Mestre la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Tra i maggiori risultati dell'ultimo anno: boom di sequestri di droga, aumento delle sanzioni per eccesso di velocità. Aperto da pochi giorni il primo Cannabis Store di Venezia, ha ricevuto nel pomeriggio la visita della Polizia Municipale e degli ispettori ULS, indignati molti cittadini. Il Carnevale oltre Venezia, tante le iniziative in terraferma per accontentare grandi e piccini e valorizzare ogni territorio in maniera diffusa. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Venezia. Questi dunque i titoli di oggi. Brutta disavventura per un anziano di 87 anni di Torre di Mosto. Con l'inganno due malviventi si sono fatti aprire la porta aggredendolo brutalmente e scappando con i contanti. Sentiamo. È rimasto male, scioccato. Angelo Pupin cerca di dormire nel suo letto, ma è difficile, troppo difficile. Il dolore è forte, la paura stampata ancora nei suoi occhi stanchi. L'hanno dimesso questa mattina dall'ospedale di San Donà di Piave. I medici hanno riscontrato un trauma cranico ed una frattura al bacino. L'anziano 87enne dovrà restare a letto per alcuni mesi. Vittima di una violenza cieca e brutale, per appena 100 euro. Non ce la fa a parlare, è ancora sotto shock Angelo, ad accudirlo sua cognata e il nipote. È stato dimesso subito dopo le cure e le diagnosi. Dovrà rimanere a letto per 60 giorni. Abbiamo dato un po' da mangiare e cerchiamo di fare il nostro meglio, ecco. L'aggressione è avvenuta verso l'Imbrunire a Staffolo, frazione di Torre di Mosto. Due persone hanno suonato al campanello di casa dell'uomo fingendo di essere incaricati della riscossione dell'affitto. Aprimi che noi abbiamo degli affitti da riscuotere e l'hanno convinto perché lui si chiudeva anche di giorno. L'anziano non deve pagare alcun canone, non crede a quello che gli dicono, ma per spiegarsi meglio e parlare a quattro occhi decide di aprire la porta ai due sconosciuti. Quando i malviventi hanno capito che Angelo li avrebbe cacciati, sono passati all'aggressione. I due non hanno avuto alcuna pietà dell'anziano, picchiandolo e sbattendolo a terra sull'ingresso di casa. Qua era la chiazza di sangue. Dove c'era il sangue? Qui, sull'ingresso. Proprio qua. Angelo batte violentemente la testa a terra, ma gli aggressori non si perdono d'animo e rubano dalla tasca dei pantaloni della vittima il portafoglio, poi scappano, senza nemmeno entrare in casa. Nel portafoglio c'erano 100 euro che servivano a pagare le bollette. Doveva pagare il bollo dell'auto e i soldi che lui serviva. La caccia ai banditi è appena cominciata. E a Torre di Mosto cresce la rabbia per questa brutale aggressione. Non ho parole, sono disgustata, guardi, mi stanno venendo i brividi. A Torre di Mosto sono tutti increduli e indignati. Aggredire un anziano di 87 anni, dicono qui, è come picchiare un bambino. In paese si parla solo di Angelo, un gran lavoratore, ben voluto da tutti, dal carattere schivo ma di animo buono. Buono e tranquillo, è in gamba per la sua età, guardi, non ho parole veramente, mi sto commuovendo. Siamo esterefatti per quello che è successo, soprattutto per questo fatto che non ha precedenti nel nostro comune Torre di Mosto e la gravità è che è stato perpetuato nei confronti di una persona anziana. Dopo lo sconcerto cresce la preoccupazione. L'amministrazione comunale pensa agli anziani, spesso soli e indifesi, che vivono in queste campagne. Sì, la nostra raccomandazione che diamo a tutti i nostri cittadini è quello di non aprire l'uscio di casa, soprattutto nelle ore serali, a persone che non conoscete e soprattutto in questi casi chiamare il 112 Carabinieri. Picchiato senza pietà per pochi euro, potevano rubare senza fargli del male, commentano in molti.
Adesso però si pensa ad aiutare Angelo che, abitando da solo, avrà certamente bisogno di assistenza per la lunga convalescenza. Sicuramente io verrò a trovarlo. Quello che ci auguriamo è che le indagini delle forze dell'ordine abbiano esito positivo e che possano essere garantite alla giustizia, come è doveroso che sia. Continuiamo con la cronaca. Stava rischiando di annegare l'uomo avvistato in acqua a Forte Marghera. Subito sono stati chiamati soccorsi sul posto, sono intervenuti una volante della questura e sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno tratto in salvo l'uomo a rischio ipotermia. Rimane ora da capire come il 50enne sia caduto in acqua, anche se si propende per la causa accidentale. Ed ora siamo alla politica. Ieri è scaduto il termine ultimo per la presentazione delle liste per le elezioni del 4 marzo e come prevedibile non mancano i delusi, non solo tra chi è rimasto escluso dalle candidature. Nemmeno il tempo di depositare le liste in Corte d'Appello a Venezia, che già si alzano i cori di protesta, non solo di coloro che da quelle liste sono rimasti esclusi, ma anche tra chi si è trovato inaspettatamente candidato lontano dalla propria regione. È il caso del segretario di Scelta Civica Enrico Zanetti, il cui nome è apparso non in Veneto, ma nel collegio di Varese, in Lombardia. Si rimane un po' interdetti nei confronti anche di chi ha gestito le nostre liste, quindi Raffaele Fitto e Lorenzo Cesa, e quindi una riflessione si pone. Tutto qui, ecco, non è così che si comporta. C'è poi chi dalle liste è rimasto escluso e oggi non nasconde la propria insoddisfazione. È il caso del primo cittadino del comune trevigiano di Arcade, Domenico Presti, in qualche modo portavoce di un piccolo esercito di sindaci delusi dalle liste del Carroccio. Non si spiega come molti di noi siano rimasti fuori, pur avendo i requisiti di sindaci a secondo mandato, pur avendo un'esperienza politica maturata all'interno del movimento, pur avendo tutte le carte in regola per essere presi in considerazione. Se ci avessero detto che questo non serviva, io credo che nessuno di noi si fosse appunto messo in evidenza. L'assessore regionale di Forza Italia, Elena Donazzan, punta il dito contro l'assenza di una significativa fetta di rappresentanti femminili nelle liste del suo partito. Credo che si tratti veramente di un uso delle donne molto strumentale. Troverete e troveremo nelle liste sempre il nome delle stesse donne, con il rischio che al termine di questo percorso le donne che approderanno in Parlamento saranno meno di quelle che sono oggi presenti, e devo dire che è anche poco elegante, perché di donne brave ce ne sono molte sul territorio e avrebbero dovuto essere molto più valorizzate e non usate in questo modo. Malumori anche in casa Partito Democratico per una minoranza Dem poco rappresentata nelle candidature. Queste liste sono nate su un criterio unico, prevalentemente quello di autoconservazione del capo, e quando questo diventa il criterio principale è la fine di un partito. Questo è quello che è successo, la mortificazione del pluralismo, della realtà interna al partito, soprattutto una finta apertura verso la società civile. Questo segna la fine di un ciclo, magari la nascita di un partito personale. Presentate a Padova le liste dei candidati PD a Camera e Senato, da Venezia Andrea Ferrazzi e il sottosegretario uscente Pierpaolo Baretta. Un buon bilanciamento tra conferme e volti nuovi che permette di andare al di là delle polemiche. È il commento del segretario regionale PD Veneto Alessandro Bisatto sulla presentazione svoltasi a Padova della lista di candidati a Camera e Senato. Al Senato, nel collegio che comprende anche Rovigo, come capolista il veneziano Andrea Ferrazzi, attuale capogruppo in Consiglio Comunale. La mia presenza a Roma sarà una presenza per rafforzare il territorio, perché tutto il nostro territorio veneziano in particolare ha bisogno di contare a Roma. Ovviamente poi, essendo capolista nel collegio che va dall'Austria, dalle Alpi al Po, dovrò naturalmente rappresentare metà Veneto, ma di questo ne vado assolutamente orgoglioso, perché io sono veneto nel sangue e voglio che il Veneto conti e come. Nel collegio Rovigo al Senato candidato il sottosegretario uscente Pierpaolo Baretta. Dobbiamo affermare la nostra capacità di stare tra la gente nel territorio, quindi, i disagi durano 5 giorni, la campagna elettorale 5 settimane, la legislatura 5 anni, quindi bisogna guardare avanti e lavorare sodo, perché le condizioni ci sono per fare un buon risultato. Nessun malumore per la presenza di due candidati esterni, il ministro dell'Interno Minniti e l'avvocato Annibali. Minniti è un valore aggiunto, probabilmente poi sarà eletto in un altro collegio anche, quindi lascerà il posto, ma Minniti vuol dire che noi mettiamo in maniera plastica davanti ai nostri cittadini quello che abbiamo fatto sul tema della sicurezza e dell'immigrazione. Il timore
timore più grande di Baretta è l'astensionismo. Io temo che il vero avversario sia la disaffezione della gente alla politica e quindi non si presenti al voto, dopodiché il resto è competizione. Serve il rispetto della persona, il commento del Patriarca di Venezia sulle elezioni politiche dopo l'assemblea della CEA in cui il Presidente ha parlato di sobrietà. Il presidente della CEA, il cardinale Bassetti, ha invitato i politici alla sobrietà nelle parole e nei comportamenti. La campagna elettorale sta rendendo serrato il dibattito, ha detto nella prolusione al Consiglio Episcopale Permanente, ma non si può comunque scordare quanto rimanga immorale lanciare promesse che già si sa di non riuscire a mantenere. Altrettanto immorale, continua, è speculare sulle paure della gente. Intervento condiviso dal Patriarca di Venezia, che era naturalmente presente. Il rispetto della persona, il rispetto delle fragilità delle persone, il rispetto della persona nel momento in cui vive fasi della vita di debolezza, in cui deve essere particolarmente accompagnata, il rispetto anche, direi, del bene comune, l'alleanza tra le varie generazioni, perché dobbiamo essere capaci anche di garantire un futuro vivibile. Secondo Moraglia, la classe politica dirigente dovrebbe governare tenendo presente dei concetti fondamentali. Saper declinare nel suo stile di vita il principio della solidarietà, il principio della persona, il principio del rispetto alla vita, del bene comune. Tutto per il bene comune, dunque. Ricostruire la speranza, ricucire il paese, pacificare la società, ha concluso il presidente della CEI. Ed ora ci spostiamo a Mestre. Un ragazzo ed una ragazza ieri pomeriggio hanno tentato di introdursi in un'abitazione di Mestre, prima scavalcando il cancello, poi tentando di forzare la porta principale, però senza riuscirci. A quel punto sarebbero riusciti ad infrangere un lucernaio, facendo però scattare l'allarme. A quel punto la coppia ha tentato la fuga, ma sono stati visti da una vicina che ha allertato un agente fuori servizio che è riuscito a bloccare una ragazza, una 24enne serba, che teneva in mano un cacciavite. La giovane è stata arrestata per furto aggravato in concorso. La polizia sta cercando il complice della ragazza, fuggito a bordo di un SUV grigio. A Mestre la festa di San Sebastiano, patrono della polizia locale. Tra i maggiori risultati dell'ultimo anno, boom di sequestri di droga, ma non solo. Le celebrazioni di San Sebastiano, patrono della polizia locale, in piazza Ferretto, alla presenza di tutte le forze dell'ordine, sono state anche l'occasione per tracciare un bilancio di quella che è stata l'attività del corpo nell'ultimo anno. C'è stato un notevole aumento di sequestri di droga e richieste di intervento alla centrale operativa. Più persone sono state arrestate rispetto all'anno precedente, con un aumento di sanzioni nei confronti dei venditori abusivi. A dimostrazione, ha sottolineato il comandante, che la polizia locale è a tutti gli effetti paragonabile alle altre forze dell'ordine. La polizia locale risponde nel modo migliore alle esigenze di sicurezza della cittadinanza, occupandosi di che cosa? Della microcriminalità. Quest'anno sono arrivati 70 nuovi vigili, cui se ne aggiungeranno altri 40. È stato pubblicato oggi il bando per 40 nuove assunzioni e proseguiamo in questo cammino, che mi pare un cammino importante per potenziare il nostro servizio. E questi sono uomini e donne, ragazzi anche giovani, che tutti i giorni, di giorno e di notte, puntano alla sicurezza, quella minima, che però poi diventa importantissima per le famiglie, per le persone che lavorano, eccetera. L'importante è quello di dimostrare che in questa città vogliamo difendere l'ordine, il decoro delle persone, perché questo vuol dire poi difendere il lavoro e le persone che lavorano, soprattutto le persone più deboli. Nel 2017 sono diminuiti gli incidenti stradali e i multati per prostituzione, mentre sul fronte autovelox le multe per eccesso di velocità sono passate da 117.275 a 165.883. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità, poi torneremo in studio e parleremo del carnevale.
Siamo tornati nuovamente in studio con l'edizione veneziana dei nostri telegiornali. Disincentivare il turismo mordi e fuggi, secondo il prefetto di Venezia, questo è uno dei primi passi da fare per garantire l'ordine in città in occasione del Carnevale. Il problema si è verificato perché comunque il Carnevale di Venezia è così seguito e apprezzato che diciamo che tutto il mondo vuole partecipare a questa festa, però ci sono dei limiti fisici della città. Consapevole che nel primo fine settimana veneziano dedicato al Carnevale ci sono state delle difficoltà sul fronte della gestione dei flussi turistici, il prefetto di Venezia ha annunciato che uno dei primi passi da fare è quello di disincentivare il turismo mordi e fuggi, e per farlo sono già state messe in campo delle azioni in occasione del volo dell'Angelo domenica prossima. Domenica c'è un avvenimento molto importante e si è deciso di fare qualcosa che non è mai stato fatto, cioè spostare l'orario di inizio, invece che alle 12 sarà alle ore 11 perché c'è molta attenzione, il numero delle persone a Piazza San Marco sarà notevolmente ridotto per effetto delle disposizioni soprattutto di safety, di sicurezza, pertanto noi abbiamo inteso anticipare proprio per cercare di disincentivare il turismo mordi e fuggi da lunghe distanze. È fitto anche quest'anno il calendario di appuntamenti carnevaleschi nella terraferma veneziana. Il weekend che abbiamo appena vissuto ha visto anche l'apertura ufficiale del Carnevale a Mestre in Piazza Ferreto con una grandissima manifestazione domenica pomeriggio che è stata, mi risulta, anche molto gradita. Gli allestimenti di Piazza Ferreto non hanno nulla da invidiare a quelli di Piazza San Marco. Il Carnevale non è sinonimo di laguna. Il 3 e 4 febbraio e dall'8 al 13 si celebreranno a Mestre l'arte e lo spettacolo per le vie della città, animando le piazze della terraferma con spettacoli di musica e arte di strada. A Marghera sfileranno invece i grandi carri mascherati delle associazioni locali. Come da tradizione, il corteo farà 2 passaggi in Piazza Mercato, dove al termine della parata saranno premiati i gruppi partecipanti. L'appuntamento è per sabato 10 febbraio dalle 15 alle 17. Ce n'è per tutti davvero, dai bambini agli adulti, alle famiglie e perché no, appunto anche ai turisti, perché ricordo che moltissimi risiedono in terraferma e quindi hanno piacere di avere anche, al di là della visita magari a Venezia durante il giorno, delle proposte magari serali anche a Mestre. Giunto alla 51esima edizione il Carnevale dei ragazzi di Zelarino, sabato 3 appuntamento al centro commerciale Polo, dove adulti e bambini verranno intrattenuti da un gruppo di artisti e potranno gustare galani e frittelle. Lo sforzo per distribuire secondo le varie sensibilità tutte le persone e la voglia di partecipare al Carnevale non l'abbiamo assolutamente sottovalutata. Ovviamente a tutti la solita raccomandazione: vivere il Carnevale, viverlo con serenità, ma anche con molto rispetto per se stessi, per gli altri e per la nostra città. Il faro per il centenario di Porto Marghera viola la legge secondo i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle che si stanno preparando alla battaglia legale per farlo spegnere. Il Movimento 5 Stelle si muove in regione contro il faro Ramses II, voluto dal sindaco Luigi Brugnaro per celebrare il centenario di Porto Marghera. La consigliera Chioggiotta, Erika Baldina, ha presentato richieste di accesso agli atti e promette di analizzare nel dettaglio tutto l'iter autorizzativo del discusso fascio di luce. È un fascio di luce di potenza elevatissima che sicuramente non fa del bene a chi vuole avere la visione del cielo, anche agli animali, e quindi noi siamo assolutamente contrari a quest'opera inutile e dispendiosa di energia. Siamo pronti ad affiancare l'associazione Veneto Stellato, annuncia Baldin, nella battaglia legale per far spegnere subito quel faro, acceso a nostro avviso in violazione delle norme vigenti. Inoltre ho chiesto anche quali sono state le valutazioni che hanno portato l'osservatorio contro il fenomeno dell'inquinamento luminoso a dare il proprio avallo di compatibilità rispetto alla legge regionale 17 del 2009, che invece secondo me vieta qualsiasi tipo di fascio luminoso che illumini la volta celeste. Proprio sull'inquinamento luminoso, ricorda Baldini, il Movimento 5 Stelle ha presentato in Consiglio un progetto di legge. È ora di smetterla con pagliacciate come quel fascio di luce e cominciare a combattere davvero contro tutti i tipi di inquinamento che devastano il nostro bellissimo Veneto. E divide i veneziani la comparsa in laguna di un cannabis store.
Aperto da pochi giorni il primo cannabis store della città di Venezia, ha ricevuto nel pomeriggio la visita di cortesia della Polizia Municipale e degli ispettori dell'ULSS e suscitato le reazioni indignate di una folla di benpensanti. Ne manca anche questo, non c'è droga, è cannabis, perché non ve ne c'è già abbastanza, va. Quindi manca questa che abbia sotto casa, terribile. È una roba che fa scandalo, perché è un messaggio ai giovani che vuol dire, non è poi chissà che cosa, la droga, in fin dei conti, basta essere intelligenti, messaggio che è scandalo. Ma grazie alla norma del 2016 che ha legalizzato la cannabis a basso contenuto di THC, nessuno può impedire ai ragazzi del negozio di Calle dell'Anconeta di vendere foglie, infusi, bevande rigeneranti, lecca-lecca e ogni sorta di altri gadget legati alla foglia a 7 punte. E se tra i veneziani molti mugugnano, per chi gira il mondo c'è davvero poco da scandalizzarsi. I'm from Amsterdam. For me it's normal. Sí, buen negocio, sí. Me gusta el cannabis, me gusta al pericoltorno, no? Tu Camugna? Io penso è meglio legale, così evita molti problemi. Ognuno è libero di fare ciò che vuole di se stesso, perché anche basta prendersi un cucchiaio e batterselo in testa, no? Cioè voglio dire, ognuno bisogna che prenda coscienza di quello che sono le droghe, quelle che sono le alterazioni della mente, quelle che sono le alterazioni del cervello e poi faccia quello che vuole. Letteralmente fuori di sé il presidente del comitato Marco Polo Luigi Corò, appena uscito dal negozio con una bustina di semi da collezione. Se non viene chiuso questo negozio, io seminerò su un vaso, quindi mi autodenuncerò, seminerò su un vaso davanti a Cafarsetti le sementi e vedremo che accade. Ma c'è anche chi difende a spada tratta la presenza del punto vendita e non solo per ragioni ricreative. Può darsi che ci siano anche persone che vengono qua pensando al massimo del divertimento come ai vecchi tempi, però siccome le informazioni girano in internet e in Facebook, c'è gente anche seria che viene a informarsi su dei prodotti che hanno anche abbastanza costosi, perché sono dei veri e propri medicinali per aiutare parenti che hanno problematiche di salute serie. Siamo arrivati in conclusione, vi ricordo questa sera la nostra trasmissione 20 e 10, ospiti in studio Francesca Betto del Movimento 5 Stelle e Gianluca Schiavon, Potere al Popolo. E questa era l'ultima notizia, vi lascio come di consueto alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Molto grigio al mattino, poi tempo via via più instabile sulle nostre regioni con qualche debole fenomeno a carattere sparso. Vediamo dove nel dettaglio. Sul Veneto nebbie diffuse al mattino, solo in parziale sollevamento col passare delle ore. Dal pomeriggio qualche pioggia sul veneziano, ma tempo via via più instabile anche sul resto della regione. Vediamo le temperature, le massime saranno comprese tra 4 e 8 gradi, minime tra 1 e 5 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere la situazione del Friuli Venezia Giulia. Anche qui locali nebbie e nubi basse sui settori meridionali al mattino, col passare delle ore nuvolosità in aumento anche con possibili piovaschi a carattere sparso. Le temperature massime saranno comprese tra 6 e 9 gradi, minime tra 4 e 6 gradi circa. Spostiamoci ora a vedere che tempo farà sul Trentino Alto Adige. Molte nubi sui settori centro-meridionali, ma senza fenomeni degni di nota, ampio soleggiamento altrove e con cielo poco o parzialmente nuvoloso. Diamo uno sguardo alle temperature, le massime saranno comprese tra 3 e 5 gradi, minime sotto zero tra meno 4 e meno 1 grado. Il mare sarà calmo sulle coste, quasi calmo al largo. I venti deboli, meridionali sulle zone costiere e moderati al largo. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci al prossimo aggiornamento.